Dopo giorni di viaggio, ore e ore di attesa in dogana, i 6 camion della solidarietà fanno ritorno a casa. Ad accoglierli l'affetto e la gratitudine di chi è rimasto. Il cartello, bentornati ragazzi, ma anche un'amara sorpresa. Un odio social senza precedenti, la rivolta di chi pensa che gli aiuti debbano prima essere destinati al proprio paese. Una solidarietà liquidata come propaganda. Insulti anche contro il governatore Zaia, che con orgoglio aveva postato la notizia della missione umanitaria tutta trevigiana partita alla volta di Leopoli. Tutto quello che abbiamo fatto è stato pagato da me come costi di trasporto e tutte le merci che abbiamo portato a destino sono merci che sono state donate da liberi cittadini o da miei amici imprenditori. Nessuna cosa è stata finanziata né dalla regione né dallo Stato. Dai camion fermi per ore, da cui era vietato uscire, gli uomini della Med Group hanno filmato queste scene. Sono donne e bambini con le termocoperte, persone ammassate come fantasmi alla dogana. Di persone che abbandonavano le auto e scappavano a piedi proprio in una condizione da film. Proprio sembrava l'apocalisse. E a chi ha dubitato sull'arrivo degli aiuti a destinazione, ecco i video dei cassoni che i volontari del posto hanno trasbordato su altri 2 bilici per poi portarli a Kiev. E all'arrivo i militari e le persone ci hanno ringraziato tantissimo per i materassi, perché piuttosto di dormire a terra nei rifugi gli abbiamo portati questi 100 materassi che perlomeno danno un po' di sollievo. Nemmeno la tariffa dell'autostrada, 150 euro a tratta, quindi moltiplicato per 3 a camion, gli è stata risparmiata, come avrebbe dovuto essere per il trasporto di aiuti umanitari. Poi c'è la benzina, 5.000 euro spesi a camion, la fatica e il coraggio. Intanto Antonio con la sua squadra di uomini è in contatto con decine di associazioni che stanno raccogliendo aiuti ma non sanno come farli arrivare. Ma la tensione del conflitto si è alzata, un motivo per cui sembra ancora più fuori luogo generarne un'altra, anche se sui social network. Cosa si prova ad essere tornati a casa lasciandosi alle spalle quella disperazione? Brividi a pensarci. Sono 2 notti che mi sveglio ancora e ho, tra virgolette, i pensieri, ma ho scaricato tutto, ho portato la merce alle persone giuste e quant'altro. È una situazione che viverla non è sicuramente piacevole per nessuno. Essere a casa è una bella cosa.